Per chi me lo sta chiedendo, abbiamo appena ascoltato gli Stone Temple Pilots Lady Picture Show e questo è il Bosco di Sogni, la seconda parte, il secondo slot, Max Ungaro, Radio Gamma 5. Sapevate che a breve, esattamente questa domenica 11 settembre, ci sarà un evento rock eccezionale e importantissimo? Beh, se non lo sapevate, non solo ve lo dico io, ma lo lascio dire alla voce anche dei nostri due nuovi ospiti entranti, e permettetemi di aggiungere, e che ospiti! Intanto salutiamo, che torna a trovarmi, il nostro Mirko The Fox Gagliazzo. Ciao Mirko. Ciao Max, grazie per l'invito, sono felicissimo di essere qua, anche perché insomma era da un po' di tempo che non ci vedevamo, no? E quindi un abbraccio ci stava. Grande, a tutto rock, e do il benvenuto con mio grandissimo piacere e onore all'ospite che è venuto assieme a te, è il nostro Franco Maria Serena. Ciao Franco. Grazie Max, un saluto a tutti gli ascoltatori o fedeli o, come si può dire, simpatizzanti della tua trasmissione, di quello che stai facendo. Da quanti anni? Una domanda la faccio io a te. Da Siamo quanto tempo? al terzo anno, la terza stagione settimanale. Ho sentito settimana. parlare molto di te e di ciò che fai per la musica e per il rock. Allora, parliamo intanto di questo evento, il Veneto Rock Festival, la seconda edizione addirittura. Sì, è la seconda edizione, proprio perché purtroppo a causa anche della pandemia abbiamo perso questi 2 anni, perché nel 2019 abbiamo fatto la prima comparsa come Veneto Rock Festival, che è stata anche un bel successo. L'evento si è svolto al Parco della Musica di Padova e avevamo anche lì delle ottime formazioni che si sono esibite. Quest'anno si riparte con una nuova energia, con una voglia, diciamo, di riprendere finalmente per le mani la nostra vita. Ecco, insomma, ha un'importanza anche psicologica, direi, ecco, il Veneto Rock Festival. Certo, di dare anche una sorta di input di ripartenza e di, insomma, riprendere un po' da dove ci si era fermati, nel credere anche nel valore, nell'importanza dello stare assieme e della musica. Sì, perché guarda, guardando proprio il bill di questo festival, siamo fra noi, anche se i gruppi, ci sono i Felin Melinda che vengono da Bolzano, che loro suonano moltissimo nel nord Europa, in Austria, Germania, però siamo fra noi, perché siamo tutti musicisti con i quali abbiamo già collaborato, abbiamo suonato assieme, abbiamo vissuto delle belle esperienze assieme, per cui ecco, insomma, quest'anno siamo fra noi. Ok, tu sei in veste di organizzatore. Allora, diciamo che l'organizzazione è fatta dalle nostre 2 associazioni. Ok. Perché io, diciamo, sono il presidente di Artisti No Limits, Certo. mentre Franco è il fondatore dell'associazione Bacchiglione Beat. Abbiamo unito le nostre forze per appunto creare questi presupposti di incontro, sia tra band, tra musicisti, tra operatori, diciamo così, del mondo dell'intrattenimento, eccetera, perché poi coinvolgiamo un po' tutto, no? Gli appassionati anche dei dischi, collezionismo, memorabilia, eccetera, e appunto cerchiamo di creare un qualcosa di dinamico, di sviluppare dei progetti che valorizzino, diciamo, l'espressione artistica in po' tutte le loro diciamo forme. Anche che andiamo in cerca di sedi adatte e anche non adatte ma suggestive, sì, e che siano importanti perché rimangano nella memoria di chi vuole assistere al festival e anche partecipare, perché ecco, certamente, ma per esempio se il primo festival che è stato fatto nel 2019, giusto? Sì. Eravamo in un palcoscenico enorme con forse 80.000 watt di volume, insomma. Tu capisci che poteva suonare anche chi non sa suonare con quel volume. La sede era in mezzo a un parco stupendo, allestito bene per l'occasione, non solo per l'occasione, perché lì si passa tutta l'estate. Oggi siamo passati a un'altra sede ben diversa, siamo dentro un'arena
che non è un'arena romana vecchia, è un'arena probabilmente, da quello che ho saputo, creata dagli alpini della prima guerra mondiale, probabilmente per festeggiare o chissà perché, o per commemorare qualcosa. Sì, però è proprio la conformazione di una vera arena. È un'arena bellissima, con un'acustica bella, con un palcoscenico importante anche lì. L'arena di Montemerlo, di Cervarese Santa Croce, ai piedi dei Colli Euganei. Domenica 11 settembre, cari ascoltatori, Arena di Montemerlo, c'è il Veneto Rock Festival. Alcuni dei nomi presenti, ce l'abbiamo qua di persona: la Serena Rock Band, i Felin Melinda, i Blondi Fox, i Black Reflex, i Bauman, insomma, chi più ne ha più ne metta. Come potete vedere anche dalla lista dei nomi che ho fatto, non è un evento per così dire mirato o circoscritto, c'è molto anche in termini di tempo, quindi c'è una grande passione, un grande amore, una grande organizzazione dietro nel voler ridare fiato e ossigeno alla musica, quindi presenza. Dopo vi diamo anche tutti i contatti e i riferimenti per dirigersi a questo Veneto Rock Festival. Intanto chiedo al nostro Franco Serena: com'è per te tornare a partecipare, oltre che come organizzatore, ma anche come personalità, come voce, come animo artistico, com'è per te tornare a partecipare e quindi ricreare una nuova Veneto Rock Festival? A parte l'idea del Veneto Rock, che si mette un po', diciamo, a fianco ad altre cose che abbiamo organizzato negli anni passati, ma anche a livello attuale, io non ho mai smesso di organizzare, non ho mai appeso il microfono al chiodo. Certamente gli anni passano, però vedo che sono ancora oggetto di simpatie, di, come si può dire, che insomma i miei voti sono abbastanza alti e la gente mi vuol bene. Per rispondere invece alla tua domanda, posso dirti che se la musica è vita, perché la musica è vita, emozioni, è gioia, qualsiasi cosa venga interpretata, perché io non ho mai buttato via neanche il liscio, così volgarmente parlando, ma quando c'è musica ed è fatta bene, allora bisogna levarsi il cappello e ringraziare Dio, se qualcuno crede in Dio, oppure chi vuol Lui, ma perché la musica è veramente l'ossigeno, è la vita e le emozioni che noi tutti abbiamo, belle e anche brutte. Io credo profondamente che la musica sia il linguaggio dell'universo, perché non ha bisogno di parole, non ha bisogno di idiomi, ma ti arriva direttamente all'anima e al cuore. Quindi io penso proprio sia il linguaggio che accomuna tutti e che arriva a tutti. Quindi, a proposito di musica, ascoltiamoci qualcosa del nostro Franco Maria Serena. A tra pochissimo. Voce inconfondibile, quella del nostro Franco Maria Serena. Il titolo del brano è Sembrava dormisse. Stiamo parlando del Veneto Rock Festival, però con l'occasione posso finalmente parlare un pochino di più con lui, che è veramente una colonna portante del rock padovano. Per quanto riguarda Sembrava dormisse, allora cosa ci puoi dire? Il testo musicale è ricavato da una mia, è errato dire poesia, ma comunque ci fu un periodo alla fine degli anni 60 che scrissi moltissime cose in formato testo-poesia. E da lì ho ricavato Sembrava dormisse, che porta comunque sempre il titolo di questo. Perché dico testo poesia? Perché nasce una poesia per essere poi riportata in un brano, semmai riveduto o adattata, ma un brano musicale. E così è stato, ma è successo dopo molti decenni, ma comunque allora ero molto innamorato e forse depresso, perché la mia ragazza di allora mi lasciò più di una volta, ma era molto gelosa e io ero molto corteggiato all'epoca e sognai che lei doveva morire, ma non volevo assolutamente che morisse e l'ho trasferito in questo testo e oggi pubblicato.
È bello vedere che ogni cosa ha il suo momento, anche cose che credevamo impossibili, non dico da realizzare, ma che comunque da mettere su carta e quindi trovare una loro collocazione, ma il tempo dà sempre poi ragione anche, secondo me, ai matti e agli artisti, quindi c'è sempre un momento giusto per ogni cosa. Torniamo allora a parlare di questo importantissimo evento, importantissimo sotto tutti i punti di vista, sia per l'esperienza da cui stiamo uscendo un po' tutti di blocco, soprattutto artistico, ma anche come punto di incontro, e cioè questa domenica, l'11 settembre, c'è il Veneto Rock Festival. Ci sono molte band che partecipano, la cornice è bellissima perché è un'arena vera e propria. C'è anche un discorso, perché ci sono tante cose da dire, adesso un po' alla volta le aggiungiamo, intanto di ricerca di talenti emergenti, oltretutto la possibilità di venire a farsi conoscere, perché siete anche entrambi, Mirko De Fox Gagliazzo, Franco Maria Serena, in veste di Queen Records. Sì, Queen Records e anche altre label che appunto movimentiamo, no? Proprio per poter anche promuovere meglio ogni diciamo corrente musicale, perché bene o male ci occupiamo sia di rock ma anche di blues, di jazz, di musica più leggera, ecco, insomma, per cui l'aspetto interessante e carino è che le band finalmente potranno vederci anche in faccia, perché noi siamo lì presenti e quindi non solo come adesso via mail, scrivere, certo, chiedere ma come, ma perché, per cosa. No, siamo lì in carne ed ossa e quindi possiamo interloquire direttamente con i ragazzi, con le band che possono proporsi e possono anche consegnarci direttamente il loro promo, ecco, per farsi, per dare l'opportunità a noi di ascoltare se veramente c'è qualcosa che si può sviluppare. Assolutamente sì. E il Veneto Rock Festival è anche esposizione, quindi è musica, è incontro, è tantissimo, ma è anche esposizione, perché vedo qui che c'è la storia di Mike. Sì, Mike O'Connor, che io ho avuto modo di conoscere diciamo via web, via email. Ha vissuto proprio l'epopea della New Wave o British Heavy Metal inglese. Ecco, e quindi sono riuscito a recuperare il suo giubbetto, eccolo qua, c'è la in foto. jeans Sì. della Wrangler, e lui praticamente ad ogni concerto comprava la toppa, diciamo, il patch del gruppo che andava a vedere e se lo applicava al giubbetto, insomma, no? E anche le spille. Beh, E quindi, sì, è bellissimo. a forza di dai, ha riempito questo giubbetto, no? E noi lo mettiamo esposto assieme, appunto, sia alle spillette originali che lui ha comprato ad ogni concerto, e ha anche conservato i biglietti. Ecco, abbiamo i biglietti, più ci saranno delle fotografie originali di alcuni di questi concerti proprio che lui ha visto, e al tempo stesso abbiamo anche della memorabilia, tipo sai che i gruppi all'epoca facevano il tour book, che era questo libro che vendevano come merchandising, e all'interno c'era tutto il tour che facevano con le foto, con i testi, insomma, eccetera, e esporremo anche parte di quei tour book lì, addirittura anche autografati. C'è veramente di tutto ed è bellissimo da vedere. Pensate che i gruppi che sono poi riportati, ad esempio gli AC/DC, i Kiss, i Judas Priest, Sammy Hagar, Uriah Heep, Saxon, Rainbow e chi più ne ha più ne metta, quindi c'è una bellissima esposizione, nonché poi la possibilità, ad esempio, di acquistare dischi. Sì, ma noi siamo già svezzati. In passato eravamo forse negli anni 90, tra i migliori a fare le mostre del vinile. Ne abbiamo fatte molte, poi si è specializzato anche Achille, il nostro caro amico, con te, eccetera, e allora avete toccato sedi come Tiene, Schio. Sì. E, ci sarà la possibilità anche di incontrare anche degli operatori del settore della comunicazione,
perché avremo come ospite anche Gianni Della Cioppa, che scrive su classic rock, capito, che lo compri in edicola, che ha fatto moltissime enciclopedie, libri dedicati a rock. Ci saranno anche degli altri ospiti, abbiamo un nostro partner con il quale stiamo collaborando per fare una linea editoriale su vinile dedicata alle primissime band hard rock, heavy metal degli anni 80, italiane, Ok. le famose demo tape. E la grafica la facevi ritagliando delle immagini magari sì. da alcuni fumetti, sì. così, e coi trasferibili. E scrivevi coi E d'altronde non c'era la macchina da scrivere, non c'era la tecnologia di oggi, Guarda, una roba incredibile. ci si inventava, ma vorrei proprio chiedere, visto che ce l'ho qua di persona, al nostro Franco Serena, com'è cambiato lo scenario musicale veneto o padovano, tu che l'hai vissuto, tu che l'hai anche, insomma, spinto? Allora direi intanto sono migliorati gli approcci con i giovani. Vedo che un giovane, il diciottenne, quello che si è messo per la prima volta a toccare una chitarra, guarda con molta attenzione e non sono così distruttivi forse come eravamo noi, ma apprezzano anche quelli che hanno ormai un'età avanzata. Ma perché? Perché sono l'esempio di quello che loro sentono di voler essere. Perché? Perché la musica oggi è diventata cioè non c'è più uno stile, non c'è più un indirizzo sul quale il giovane che acquista la prima chitarra acustica, poi che oggi la tecnologia ha portato gli strumenti a livelli che può suonare anche chi non sa suonare, ma diciamo che proprio c'è l'amore. Quei ragazzi non sono molti, come negli anni 60 per esempio, tutti suonavano. Non c'è uno che non abbia avuto una chitarra o abbia provato a fare un pezzo musicale. Perciò se c'erano 500 band, adesso dico forse ho esagerato, ma un 400 band, che vuol dire 200 e le altre 200 ricavate da quello che usciva da questa band, prendeva l'altro, metteva il nome, mio suono con questo, l'altro suono con l'altro. Erano una montagna di persone che suonava dove? Nei teatrini dei patronati, delle chiese, perché quelli erano i luoghi più facili da accedere, e anche perché non si pagava. Qualche festa, qualche festina? Ma nelle festine si ascoltavano i dischi, si spegneva la luce, si limonava con la ragazza, era diverso. Era un po', sì, la musica c'era, perché l'amore per la musica, come si dice, l'ambientazione attraverso la musica era molto importante. Ma dal vivo bisognava essere lì, mattino, pomeriggio, sera. I concertini dell'epoca si facevano al Super Cinema, per esempio, che era l'ambiente più importante di Padova e che coinvolgeva tutta la provincia. Si faceva al mattino e tutti studenti, non studenti, vecchi, giovani, perché c'erano le differenze, ma eravamo tutti giovani poi alla fine lì, si faceva dalle 9 del mattino fino all'1, poi naturalmente il teatro aveva altre attività, altri spettacoli da presentare al pomeriggio, il cinema, le programmazioni loro. Pensa Franco che ho avuto ospite anche Shel Shapiro e lui ha proprio nominato il Super Cinema perché sì? È venuto anche lui e se lo ricorda ancora l'accoglienza sì? che ha avuto. Sì. Se vuoi ti do un aneddoto, ti racconto un aneddoto dei Rocks. Benissimo, guarda, siamo a 15 secondi dalla pubblicità, allora rientriamo dopo. Va bene. E ce lo racconti. Rimanete lì che tra poco riprendiamo il discorso, a tra poco. Rieccoci qui in diretta al Bosco dei Sogni, terza parte. Io mi stavo veramente perdendo con gli aneddoti del nostro Franco Maria Serena che mi stava raccontando dei Ranger Sound, che poi si è passati ai ragazzi dai capelli verdi, e aneddoti, tantissime cose che c'è da rimanere a bocca aperta. Intanto mi stava finendo un discorso, così lo apriamo ai nostri ascoltatori, anche su un incontro con Gianni Boncompagni al famosissimo Bandiera Gialla. Allora, lasciamo stare i Rocks allora. E dopo ci colleghiamo un attimo. Poi ci pensiamo. Ok. Vabbè, allora, appena diciamo da Ranger Sound siamo diventati i ragazzi dai capelli verdi.
E naturalmente siamo stati da un parrucchiere importante dove andavano le dive, andavano gli attori in Piazza di Spagna, ma questo anche voluto perché ci fosse una certa pubblicità, una certa curiosità. Mi ricordo che proprio in quell'epoca fui scelto io dei 5 ragazzi dei Capelli Verdi per recarmi in via Veneto, in un ristorante che non ricordo la denominazione, ma comunque sicuramente era un ristorante dei VIP, perché dovevano vedere Serena, o uno dei Capelli Verdi che mangiava con l'attrice che fece la protagonista di Per un pugno di dollari con Clint Eastwood. E non so adesso perché il nostro discografico veniva dal cinema ed era direttore o era produttore, no, forse era segretario di produzione di Luchino Visconti, perciò era all'Olimpo e conosceva tutti dagli attori più famosi e perciò, ed era amico di Boncompagni. Ma arriviamo al dunque. A Boncompagni. Sì. Allora ci porta in una radio della Rai, va bene, dove Gianni Boncompagni già da tempo faceva una trasmissione radiofonica che si chiamava Bandiera Gialla. Certo, famosissima, famosissima. Seguitissima, perché oltre ai giovani interessati, ai musicisti, perché lì era una gara, era una specie di concorso tra VIP, vale a dire Beatles, perché no, anche i Beatles hanno vinto la Bandiera Gialla. E ricordo che io, perché ci sono stato una sola volta ospite, però ci sono stato anche come Ranger Sound, cioè ho partecipato anch'io, ma lì non c'erano i ragazzi per vedere se erano all'altezza, là c'erano i dischi ed erano formazioni conosciute, o inglesi o americane e anche italiane. Chissà che emozione, caspita. Mi ricordo che come Ranger Sound partecipammo con una canzone dal titolo Noi siamo felici, una canzone che contestava e vedeva i Matusa in linea con i cambiamenti che nel mondo stavano avvenendo dopo è sempre guerra. Lo stesso giro. Anni 70 stessa cosa, anni 80 stessa cosa. Vabbè, ma negli anni 60 non è che abbiamo inventato i jeans, perché questi nascono negli anni 50, però la moda, la filosofia, l'amicizia tra uomo e donna, o giovane e giovinetta, aveva rotto con le vecchie credenze, con le vecchie abitudini, con l'ossessione per il sesso, per carità, insomma eravamo due. No, si è liberato tutto ed eravamo tutti felici, ostrega, eccezionale. Perciò voglio dire, ma il mondo era pieno di entusiasmo e vedeva un futuro che non si vedeva, ma lo vedeva comunque, sentiva i profumi esagerati e i colori erano a 1000. La musica è la musica beat, perché parliamo di musica beat, che è un derivato, la musica beat, di tutti gli altri stili degli anni 50, che nascevano per far ballare i giovani e anche parlare, ma parliamo del rock and roll, del twist, dello shake, mettiamo dentro di più e di meno, che non importa. I stessi Beatles nei primi album fanno queste canzoncine che dovevano far ballare senza stop, perché sennò il pubblico si fermava. Se c'era un arrangiamento come quello che sarebbe poi nato verso la fine degli anni 60 con il Sgt. Pepper e l'avvento di Hendrix, che ha modificato tutto, perché lì siamo passati come si può dire, alla sella nella quale sotto abbiamo la fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 70, abbiamo Woodstock, se vogliamo. Lì nasce il rock. Ma è una meraviglia. Quello è il momento in cui il rock ha deciso di essere la musica principale, cioè un'identità. Un'identità nella quale possiamo infilare dentro di tutto, veramente anche il metal degli anni 80 che arriverà negli la anni stessa filmografia che nasce e si sviluppa negli anni 70, o lo stesso stile delle scrivere i libri, era già in atto
perché il Sgt. Pepper dei Beatles, se non sbaglio, è del 67. Sì. Lì abbiamo già una trasformazione. I Beatles erano quelli che potevano dire tutto e dare tutti i nuovi sentieri, dei nuovi tracciati per sviluppare la musica. Ha cambiato tutto, insomma. Lì non c'era più sociale. da rispettare chi Sì. ballava. Ok. Perciò lì hanno fatto un'opera loro. Il messaggio, quello che si voleva trasmettere attraverso la musica. Ma torniamo un attimino a noi. Cos'è successo con Gianni Boncompagni? Ecco, Boncompagni, torniamo indietro. Allora, ci presentano come i marziani del momento e io dico no, non siamo i ragazzi dei Capelli Verdi, perché lui ci presenta come ragazzi dei Capelli Verdi. Ho detto no, noi siamo i Ranger Sound, che abbiamo già fatto un 45 dal titolo, così. Pum! Una botta alla caviglia destra, va bene, fatta da Boncompagni. Un calcio. Perché eravamo tutti appoggiati su un pianoforte, una mezza coda, non era un pianoforte, no, però un pianoforte, perché Boncompagni, pianista, Sì. quando aveva l'ospite lo tratteggiava qualche brano e l'ospite canticchiava una canzoncina assieme a lui, era solo un intervento dal vivo, però ma Boncompagni era un bravo musicista e anche compositore. È appassionatissimo di musica, molto sì. appassionato di musica. Sì, ma era anche compositore. Adesso non ti sto a dire quale pezzo, cosa, ma potrei farti qualche esempio che resti a bocca aperta se ti dico che Jimmy Fontana, che è il firmatario attuale, canta Il Mondo, che è un successo notevole. Oltretutto riconosco a distanza di tanti decenni che è veramente un bel pezzo, è Gianni Boncompagni, che lo ha venduto all'RCA e l'RCA gliel'ha rifilato, la famosissima RCA a Jimmy Fontana. E insomma ti sei trovato con un calcio di Gianni Boncompagni di sottecchi. Sì, Boncompagni cosa ha fatto? Mi ha dato un calcio perché era seduto sul seggiolino del pianoforte, no? Io ero in piedi appoggiato come gli altri 4-5 discografici, tutti attorno al pianoforte, e lui era seduto e parlava, e i ragazzi che erano in sala erano tutti seduti per terra. Sì. Mi ricordo che c'era una moquette blu, erano seduti con la bandierina e ad ogni canzone che veniva mandata in onda davano un voto e in base a quei voti c'era chi aveva vinto la bandiera gialla, allora era Beatles. Però io ho preso una botta e sono rimasto così perplesso, perché io non credevo, ma d'altra parte il discografico ha pensato bene di non dirmi la verità, perché sennò noi non saremmo andati a Roma a fare delle riprese per una pubblicità, per una promozione. Poi siamo stati 2 anni con i Capelli Verdi e perciò, a parte le preoccupazioni iniziali di ritornare a casa, che i miei non sapevano niente, erano tempi che non come adesso, che i Capelli Verdi, la ragazza la vedi, cioè, insomma, potrei raccontartene a non finire poi di cose che fanno anche sorridere, perché insomma viste con gli occhi di oggi capisci che però è stata una bella esperienza, così direi. E sui Rocks che aneddoto ci stavi per raccontare? Sui Rocks siamo stati invitati, questo succede prima dei ragazzi dei Capelli Verdi, a un concerto a Bolzano, e noi siamo andati tutti e 5, siamo andati. Avevamo già inciso i 45 giri, eravamo già conosciuti e perciò c'era un certo rispetto. I Rocks era come si può dire, l'entità più importante erano, sì. E la strumentazione era loro, ma tutti gli altri gruppi di Bolzano, e sono stati una decina, ma facevano una canzone, si faceva un brano o 2 addirittura, non di più, erano in adorazione per i Rocks, però usavano le cosine che l'organizzatore aveva procurato, dopodiché sbaraccavano via. I Rocks sono gli unici che hanno usato gli strumenti dei Rocks, perché noi siamo arrivati con una vettura in 5, ma perché sono stati i Rocks che ci conoscevano da Roma e conoscevano solo i Ranger Sound, che avevano già una certa notorietà e erano già come riconosciuti musicalmente. E siamo stati gli unici a suonare, e lì Shell ha detto vai, e noi abbiamo usato i loro strumenti per eseguire un paio di brani, i 2 pezzi che avevamo inciso da poco lì
Bella soddisfazione. C'è tanto da chiedere e da approfondire, ma siamo veramente arrivati alla chiusura della puntata del Bosco dei Sogni. Lo chiedo solo, un eventuale accenno a Love Me Do fatto in coppia, ve la sentite? Ma non mi ricordo il testo, no, posso... Ok. Dopo tanti mesi ho rivisto te. Questa è una canzone dei Ragazzi dai Capelli Verdi. Ok. Con il mio testo, anche se è firmato Mogol, ma non è così, è mio. Wow. Ma allora i giovani, come tanti altri musicisti, avevano il prestanome, Mogol che ha fatto il prestanome. Beh. Dopo tanti mesi ho rivisto te, seduta al solito squallido caffè, io mi sedetti accanto porgendoti la mano, ma nei tuoi occhi tristi una lacrima spuntò. Olè. Beh, Arabeggiante alla fine. che E meraviglia. il pezzo è con il sapore orientale. Era il momento in cui George Harrison ed altri musicisti, o quasi tutti, sitar, non sitar, Sì, con l'India. e noi abbiamo avuto questo esploravano. pezzo. Ravi Shankar. L'autore è, se non sbaglio, Alan Parsons, e il testo è di Franco Serena e ha il sapore proprio dell'epoca degli anni, metà anni 60. Cari ascoltatori, abbiamo appena sentito la voce di Franco Maria Serena. Se poi volete, e naturalmente sì, sentirlo dal vivo, ricordiamo subito che questa domenica c'è il Veneto Rock Festival, domenica 11 settembre, presso l'Arena di Montemerlo. Allora, orario di inizio? Allora, 20? sì, 20. il festival inizia, la prima band ad esibirsi inizia alle ore 20, quindi alle 19, alle 18:30, insomma l'arena è già aperta, anche perché appunto abbiamo anche la mostra, ci sono i dischi, ci sono i CD, ci sono le rarità che insomma gli appassionati possono trovare solamente l'11 di settembre all'Arena di Montemerlo. Grazie di essermi venuti a trovare qui al Bosco dei Sogni, è stato veramente un piacere, una piacevole sorpresa ritrovare il nostro Franco Serena, perché caspita, veramente grazie. Grazie Max, grazie. Grazie a te. Ritorneremo qui. Non con vedo molto l'ora. piacere. C'è molto da esplorare, come ci siamo detti. Io porto la chitarra, va bene, però mi sì, cantate qualcosa, sì, ok? come no. Ok, grazie mille. Grazie Allora, a te. ci vediamo, perché ci sarò anch'io, cari ascoltatori, al Veneto Rock Festival questa domenica 11 settembre. Per le info cercate tranquillamente anche su Google, appare tutto. Noi intanto ci vediamo, ci sentiamo come Bosco dei Sogni martedì della settimana prossima, stessa ora, stessa radio. Max Ungaro, un grande grazie, un abbraccio a Franco Serena e a Mirko De Fox. Gagliazzo, Grazie. buona serata. Ciao, ciao. Buona serata. Grazie.